bella che una mamma se canto amore mi dona stue, già rosu che lui è bianca onzinue, fiore bello scolorana a tie. E quando torrada se mi grado da logos de Gesù, giungimos un ballo chi si intenda de amigos in me. O su hermano casu bello e olia, se ada scumme pente filindeo. Caldo scurrende, pan de l'asino reclamadas, vicinar bellas, in costume ne ben assentadas. E quindi si interrompe proprio il ciclo del gioco, della guerra, oppure... Sì, quello è un combattimento. Lì viene giudicato, c'è l'arbitro centrale e giudica per vinto. Poi chi arriva prima al 3 ha vinto. Quindi fanno 3, 4, 5 combattimenti.
casa magari per poi pagare. La tecnica di prima, questa qua si chiama azzaccatura, è una tecnica che favorisce gli allenatori possenti, forti, che con una tecnica di forza zaccavano a terra, zaccavano, girando le linee. Un colpo di rene Magari faranno. Mentre ci sono altre tecniche più delicate, se vogliamo. Ma è praticato solo dai maschi. Storicamente, rigorosamente, oggi nella Federazione Europea ci impongono, ci chiedono da anni di portare le categorie femminili. Non abbiamo mai portato le categorie femminili, ma la nostra idea è quella di portare le ragazze. Abbiamo fatto nel 96-97 qualche campionato in qualcuno. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Sono diverse le tecniche. Poi ci scambiamo. Questo con la maglia blu, non so se lo conosco, sono io quando ora ho sbagliato pittura, e sono venuti un po' più chiari, no? Sono sempre io. No, non l'avremmo mai detto, io Nessuno, non mi riconosce nessuno. Anche io ho detto, lui quello che l'ha mandata è. vedete qua la proiezione e l'atterramento. Immaginate tutto questo come si pratica Magari sulla terra. no, Ecco qua. perché l'ha buttata a terra l'altro, lui. No, è lui, è evidente che sono il quello dei cartelli. Il campionato degli anni 90, ecco, tu vedete una vera e propria gara. Poi nel campionato non si sa mai chi vince, all'ultimo uno si gira come è successo qua. Vedete c'è l'arbitro centrale che solleva il braccio e dichiara appunto la validità del combattimento. Ora vi faccio vedere un paio di combattimenti. Ecco, questo è il comando. Ora vediamo un altro. Qui abbiamo avuto una tecnica di proiezione. Questo blu sono sempre io. La posizione iniziale, loro non conoscono si sviluppa, questa è la prima lezione. Quindi si inizia con una stretta di mano, il segno di lealtà e rispetto. L'abbraccio, la posizione. Siccome la prima lezione che si fa è sempre sull'equilibrio, sul movimento, perché non è facile. Voi immaginate un abbraccio, però cercare di capire se cadere o non cadere. La prima lezione è proprio sull'equilibrio, è per sentire di danza, però ci mette un po' di forza. E per sentire il corpo si consiglia, io consiglio sempre di chiudere gli occhi e di muovere senza vedere i feriletti. Chiudete gli occhi e vi muovete e cercate un po' di sbilanciare l'avversario senza cadere. Ecco, vedete un po' come con la forza uno può far cadere l'avversario se non si è bilanciati bene. Ecco qua. Ok. Bravi. Il gruppo è molto stancante. Ancora lo fanno 3 secondi, fanno già il tempo.
via